Grazie mille a tutti voi, a tutta l'organizzazione, a chi ci ha invitati qui. Grazie mille ancora. E adesso passiamo al prossimo pezzo. Illuminava il cielo trasparente sopra noi. No! Non vedo più il tramonto con le sue tinte accese, lo vedo solo grigio attorno a me. Mondo con questo velo scuro steso tutto intorno e sopra sé. Io vorrei poter cambiare la triste situazione, un mondo che distrugge ciò che ha. Io mi ricordo, sai, un cielo azzurro e un mare blu, blu come i tuoi occhi, blu, ed ora non ci sono più. Allora, il prossimo pezzo è una cover delle grandissime Orme, si chiama Sguardo verso il cielo. Di cantare, la voglia di sognare, il silenzio
un altro giorno come ieri. Aspettare il mattino per ricominciare. La forza di sorridere, la forza di lottare. La colpa d'essere vivo e non poter cambiare. Come un ramo secco abbandonato che cerca inutilmente di fiorire. La maschera di un clown in mezzo a un gran deserto. Un fuoco che si spegne, uno sguardo verso il cielo. Uno sguardo verso il cielo, dove sono le meraviglie. Senza più uomo né automazione, sarebbe tranquillo. Mi sento oppresso, non son più me stesso, sto soffocando, voglio scappare da questo incubo che mi vuole morto.
prossimo pezzo è un pezzo bello potente, si chiama Il Monaco. Dalla banalità, il mondo era crisi, senza storia e identità. Ma poi ad un certo punto, ora tutto lo spazio aperto, in alto troneggiava un sole di cemento, irradiava figure umane, vestite di ombre, ginocchio di preghiera, su di una vecchia tomba. Inquietante silenzio che sabato verrà, da un enorme guardo ci distruggerà. Le ombre si ritireranno, solo quando gli dei cambieranno nella realtà.
Ma non siete curiosi di sapere chi sono i ragazzacci che suonano su questo palco? Allora, alla mia sinistra, al basso, il ballet musician, dai capelli arruffati, Matteo Cordovado! E ora, il metronomo, il cuoco, con lei che lava i piatti, con lui che lava i piatti, alla batteria, Alessandro Joy Jordison Frappa! E invece, alla mia destra, generalmente all'estremo a sinistra, anzi sempre all'estremo a sinistra, Massimiliano Romanello all'organo! E qui alla mia destra, nella sezione chitarristica canora, abbiamo niente poco di meno che Mr. Giulio Cristian Bertucci. Grazie mille a tutti quanti, grazie mille.